Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci aspettano giornate veramente pesanti dal punto di vista del tempo a causa delle piogge abbondanti sulle aree pianeggianti e di copiose nevicate sulle aree alpine. Per capire cosa accadrà partiamo con una mappa al suolo prevista per sabato, è una sintesi di quanto accadrà in questi giorni. Alta pressione con la lettera H la troviamo in pieno oceano, alta pressione sempre con la lettera H la troviamo nel nord-est europeo, in mezzo abbiamo appunto delle basse pressioni, in particolare sull'alto Tirreno, e questa sarà appunto la causa del maltempo che ci interesserà appunto nei prossimi giorni. Per capire un attimo la distribuzione delle precipitazioni, iniziamo con la giornata di sabato, quando avremo piogge intense soprattutto al nord e comunque anche al centro. Ci saranno fenomeni abbastanza accentuati, specialmente sulle zone montuose, sulle aree pedemontane, con accumuli anche di neve in quota, perché la quota neve è destinata a salire, veramente elevati. Per quanto riguarda la domenica, smorzerà un po' il tutto, saranno più interessati i settori meridionali, orientali, qualcosetta il nord-est. Direi dunque che vivremo un primo weekend di febbraio all'insegna del brutto tempo e ai noi potrebbe interessare anche parte del lunedì, quindi molta attenzione anche ai corsi d'acqua a causa di queste piogge intense. Per ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.